Il giorno dopo la sentenza che condanna Silvio Berlusconi a 4 anni per frode fiscale per la vicenda Mediaset, il PDL fa quadrato anche in Veneto attorno al suo presidente. Una condanna che lo vorrebbe fuori dalla vita politica del paese, oltre che dalle istituzioni, ma Berlusconi non si arrende e annuncia che rimarrà in campo. Se sapremo davvero essere uniti, se sapremo davvero stare insieme, recupereremo la vera libertà per noi e per i nostri figli. Viva l'Italia, viva Forza Italia. Un progetto, quello della rinascita di Forza Italia, già accarezzato da Silvio Berlusconi, che oggi diventa il cavallo di battaglia anche nella nostra regione. Senza di lui non possiamo immaginare Forza Italia, quindi è chiaro che con lui proseguiremo, anche se in modi e forme diverse, la nostra battaglia politica per ripristinare anche nel Paese la giustizia giusta. Una sentenza scontata invece per il senatore del Partito Democratico Felice Cassone. Sulla rinascita di Forza Italia parla di una formula vecchia e superata, un'elezione scomposta del Cavaliere. Questa è una sua reazione istintiva, immediata, non c'era dubbio che facesse così. Certo che già dalla settimana prossima in Senato, presso la Giunta delle elezioni, discuteremo della questione relativa alla sua decadenza come senatore. L'effetto sulla tenuta del governo Letta si vedrà invece nelle prossime ore. Il PDL continua a parlare di senso di responsabilità del partito nel sostenere la maggioranza e rimanda la palla al Partito Democratico. Dipenderà molto anche dal Partito Democratico e da come le loro fibrillazioni si riverberanno nel governo. È chiaro che è successo un terremoto e nei prossimi giorni si rifletterà su come affrontare questo percorso. Per il senatore veneziano del PD Casson sarebbe opportuno un governo a tempo e a scopo. Può anche continuare nell'immediato questo governo, però con obiettivi molto limitati, cioè il cambio della legge elettorale, mettere in sicurezza l'economia, arrivare alla legge di stabilità, alla vecchia legge finanziaria, e poi credo che sia più opportuno dare una maggioranza al Paese che sa che cosa fare e sa dove vuole andare.